allungata, quindi c'era la possibilità anche di bagnare il pane, eccetera. Un po' di sugo. E lo zafferano. Lo zafferano è un ingrediente, un aroma classico, storico, nobile della nostra cucina, ed è importantissimo nella fregola. A partire dalla metà degli anni 70 del Novecento, ad Elmas sono state costituite due associazioni folcloristiche che si sono prese l'incarico di mantenere viva la tradizione del ballo ad Elmas. Sono il gruppo Sanassa e il gruppo Sumasu. L'abbigliamento tradizionale, soprattutto nel vestiario femminile, ha una notevole importanza nelle movenze che è possibile assumere durante il ballo. Una o più gonne dal peso di 8-10 kg non permette un ampio movimento del bacino. In questa occasione i gruppi Sanassa e Sumasu si sono prestati per una sorta di esperimento, cioè hanno deciso di mostrare in modo più preciso quali sono i movimenti del corpo che si possono assumere durante l'esecuzione del tipico ballo masese. Le caratteristiche del ballo sardo-masese sono molto simili a quelle del resto del Campidano di Cagliari, anche se si possono riscontrare alcune particolarità evidenziate e riscoperte nel corso degli anni grazie all'insegnamento degli anziani. I balli campidanesi sono balli molto austeri, quasi ieratici, con la costituzione del cerchio che ruota in senso orario. Il passo base è suddiviso in 3 tempi e per questo motivo spesso è chiamato, oltre che ballo campidanesu per l'area di appartenenza, anche passo edresi. Altre volte questo genere di ballo è definito col nome di passo appuntau perché lo si balla sulle mezze punte dei piedi. Un elemento caratteristico è il tremolio ritmico presente in tutti i balli di matrice arcaica che, secondo gli studiosi, svolgeva una funzione apotropaica, cioè la funzione di scacciare gli spiriti maligni. Le notizie relative alla musica popolare e
le danze tradizionali di Elmas, ci provengono esclusivamente dalla memoria storica. Ed è proprio la memoria storica che ci racconta di una banda musicale che allietava le processioni e le feste. Ma in tanti ricordano ancora il melodioso suono delle launeddas quando accompagnavano le processioni durante le feste di San Sebastiano, di Santa Caterina o per la Candelora il 2 febbraio. Ed è proprio in questa occasione che le ragazze entravano in chiesa con una candela in mano il giorno della festa della presentazione di Gesù al Tempio, accompagnate dal suono delle launeddas. Essa música que se entendia cantava un piccioquera, ma ricordo i primos launeddas che piantano le feste. In chiesa o si sono andate a launeddas o si sono andate a zampuglia. Il rosario, sì, in sardo. In processione? In processione, no? In chiesa no. Babbo nostro che stai in cielo, santificato sia su nomine tu, venga a noi su sta regno tu, sia fatta sta volontà tua, come in su cielo e in sta terra. Suva i nostri doni a di, donaisi gioia e perdonaisi, i peccati nostri come in nostro, perdona il debitori nostri, non si lesi a ruin sa tentazioni, liberasi dai mali e ci sia. Deus ti salvi Maria, plena de grazia, su Signore es con tegus, benedicta ses tu inter tus femias, e benedicte su frutes intranias tua Gesù. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai por nosotros pecadores, y moia in sores a morti nostri aici siara. Deus ti salvi Maria, plena de Non ci divia gente che neanche cantare, proprio assolutamente. Ma ricordo il sarmonio in Cresia e mi ricordo una fisarmonica. Passata a mancare uomini, passava sempre con questa fisarmonica, si unia a suonare e cantava mottetti sardi oppure canzoni di voga, come il vento. E c'era questo minuto, assai si unia a me scantonata di Isaias e suonava. E quando si dirà anche sotto, mesovezza, qualcosa può accontentare il mischino. Si raccontano meraviglie di un organo a canne andato a perduto a causa di una malsana ristrutturazione della parrocchia di San Sebastiano. Non si deve conoscere bene il sorgo. Uno signore che ha lasciato un grande bene di campagna e di domus, per il beneficio della popolazione, nominando un amministratore che deve essere un obreri. Si nasce cappellania questa cosa. In suo testamento che antiformava questa cappellania, dove era scritto che un reddito deve servire per comprare il sorgano in chiesa. Il sorganista vi ha pagato il suo comune, addirittura vi è il suo comune che poneva in bilancio una certa cifra, poi accompagnare, poi posto organista che accompagnava in musica delle chiese. Penso che tutto il spicciocchero di vita ha fatto questo lavoro di assistenza a sorgano. Ci vede dire ai sumantici. Quindi è fino a turno ai spicciocchero toccare, secondo Saderi, a tirare i sumantici. Su cappellano, che vi era un grande maestro di musica, si chiama Don Riccardo Lai, che è stato cappellano del 1929. Ora, questo cappellano è vero un grande musicista. Beh, era nato a fare un coro dei spiccioccheri, le femmine sono cantanti, solo il spicciocchero maschio, ma numeroso. Abbiamo imparato una messa a due voci e a quattro voci. Quindi cantiamo il spicciocchero su coro, con accompagnamento del sorgo. E la popolazione gli rispondeva sempre in latino, ci dice sorgono e un armonio vitichiedo. Poi, finito questo progresso della tecnologia, è comprato un armonium manno. Quindi questo è durato fino a che non hanno rinnovato la chiesa. Quando si rinnovava la chiesa, non ti invocavo santo, non ti invocavo tutte le cose che ci vede ed è sparito il sorgano pure. Non si ci è fatto. E poi ogni domenica mattina, all'uscita della messa cantata, la messa delle 11,
sulla piazza di chiesa, si ballava tutti insieme, tenuti per mano, a volte con l'accompagnamento del suonatore di launeddas, altre volte con Sarrepiccu delle campane. Deno a Pacuttu a conosci i balli che si varianta a sessire Gresia. Come si pensa di Gresia, vi su balle Gresia. Ci vi sono le launeddas, che varia come 10 minuti, non è che sia una cosa lunga, una cerimonia questa cosa. Oltre un'altra cosa importante, che uno si vuole provare, ci viene su Sarrappicaroli che arrappicare a Scampanas. E quindi tutti gli studenti di questa processione ci viene a Scampanas che arrappicanta o fa un pangia sul viaggio di questa festa, di queste feste. I nostri vecchi rappresentano le radici, quel filo invisibile che dai tempi più remoti ci accompagna e conduce verso il futuro. Racconti e storie di chi ha percorso sentieri di vita prima di noi ci riportano ad un mondo straordinario che ci è dato solo immaginare attraverso le parole. Io mi ricordo benissimo di quando eravamo 5 anni, quando eravamo 11 anni, e ci tengo episodi in sa memoria che mi era piaciuto raccontare. Femmo una picciocchetta mala, scondia, e femmo sempre in giro. Mi piaceva troppo andare a vedere tutte le cose che sentiamo noi in vita. A Elma sa so bene che via su 36, si chiedevamo 3 anni, e la prima cosa che imparavo è stato su sardo, non ho imparato su italiano. Tant'è vero che mamma mia mi ha dato. Questa figlia mi parla in arabo, come farò? A 5 anni mi ricordo del suo primo bombardamento che fu su 6 giugno. Era un domenico. E fommo un susoli con mamma mia, si via sciacquare sa conca. Babbo fu ben a crisi a significare, a me e a frate mio. Teniera spillo bianco, meraviglioso, e ordinaravamo, divemmo una renda, mamma mia, mamma, perché non te li lasci così sciolti? Con Isa dobbiamo questionare italiano, se no non mi comprendeva. In questo momento come dovevamo a concazziare Castiana, mamma mia, mi via un aereo sganciando di cosa. E si faria passare tutto il sole sul muro con si vedi passare in Zarruca, a volte che non si volevano sparare. Ecco. Ma te non mi rendiamo conto, ta vieta non fiera, poi dopo si danno allarme. E si sono tutti un timorio, si danno fiera questo aereo francese che sganciava bomba. Circondato dei bombe a intro del video non è stata manco una bomba, manco uno spezzone. Il primo bombardamento fu dai francesi, a bombardare aeroporti noi a Sommasu. Quando ci vede il bombardamento, si tocca andare il bivere su, in basso, si pone a sotto sul portone e aspetta che passasse il bombardamento. In questa stazione si vi firmava un treno e non cammina più se poi di niente questo bombardamento. E indicavano tanti di questi gente che andavano in ogni luogo, sul letto di domo mia, in ogni luogo ci via di questa gente che via sul treno e si poteva sparpagliare su questa campagna, a me sotto si poteva morire. Ci era uno comandante via senz'altro del suo tempo fascista. Io mi ricordo che in scamba a trovarsi con i sfasci, tenia il suo pantalone, si zuava, tenia grado in sa giacca. Insomma, si via tanti intimorio quest'uomo che si deve fatta a pizzo. Poi si comandati, noi ha fatto una grande figura. Per questo a me non mi rascaresci mai. Bombardando, questa stazione Castello e sparessia. E da via sul serio, tutta questa cosa da portante a Elmas, scaricata, dove abbiamo stazioni. Tutto, bombas, cose papà per soldati, e poi questo non mi ne mancava a me. Ma i bombas ha fatto una cosa poco piacevole, da saremo su cortile mio e prendere bombas. Quando devo giocare a mamma cua, ci entriamo in una cascia e mi pare con una bomba. In su 45 io partio su famiglia per lo smanno. Andando a scuola, passammo da Rendi avanti al vorro dei vai. Intendiamo su vrago. Siete su vrago e su vai, mi voleva bene svenimento.
via su bambini. Sa messa in donna prandi non è mai esistia. Ma fino a su 46 non so, ci viene su pane razionato e ci viene da stessa, sa. Con cedolina sa che dobbiamo andare a su vorre si donai con su un e mese pane, mi pare a testa, 200 so. È vero che questo 46 come tornavo parlo, non ti pagavo la razione. Però è vero pure che pomera, sa, e avrà una razione quasi obbligatoria, non ci via di là, insomma, non ci via là. Babbo che andare a suo primo in forrara. Noi sappiamo che dobbiamo sempre uscire, se siamo che teniamo. E si dona a croccause tutto, si dona a pambus. E poi, tutto sardini, andiamo in campagna, a Basci. A papai conosciamo tutta questa verdura che si può dire a papai. Femmos tutto scorriato, tutti i pantaloni attappezzati, vestiti di soldato. Noi portiamo sempre un giubbottino di soldato, metti i spicciocchetti. E scruzzo, a 14 anni dopo cominciato a tenere grapitas. Avevo mio via fumaroli e fuma sa pipa. Ma non ci vede manco su tabacco. Sa pipa a gettare niente, era una scelta. E su tabacco tavaliera. E non sa spiegare. Sa folla de sagia su Ampini, folla de Fasou, secondo stagione che ci via, due saranno su Bigno e si dall'oca, si ponevano su sole, si tu fasciutai a sapore Bigno. E poi si tu drogare, si tu sfarinare, insomma, fatto sta su fumare questa cosa. E noi sentinci, ma cosa lui si può da lui, sa pippa, è problematica questa cosa. A dire si può andare a fumare e andare a Suvorello a pigliare un pacchetto di fuoco dei sucramoni, ci ponere dentro questa pipa e fumare aici. Ora ti via bello pacchetto di tempo fumando. A babbo, tu sei fumando? Si gasta questa pipa ci fumiamo a roia pipa. Non è una barzelletta, ma che cosa sul serio, babbo mio? Ci fumiamo una roia pipa, ma ci via pregia. Poi t'avanzo, poi non tengo più le tabacche di pipa. Questa festa viene importante, poi che viene questa 17. Ma proprio questa atmosfera, noi subivemmo, facciamo all'Irgo, sta ribendo Santo Sebastiano, Santa Caterina, eccetera. Santo Sebastiano o Santa Caterina, ci viene questa cosa in plus, viene su circolo, su gioco, ci viene su sparatorio. O ci viene i guetti si accompagnano a questa festa, quando ci viene questa processione di San Santo, tutto sul viaggio di questa processione, ci viene i guetti si accompagnano tutto sul viaggio di questa processione. Santa Caterina era quasi più importanti, poi che si andava fuori, cioè questa festa si faceva fuori da Sabinto, no? Tanti boisi con tutti i festoni, e poi di solito ci viene sempre chi